Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento anche del lunedì, dedicato purtroppo a questo virus maledetto. Ovviamente avete visto i numeri, vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Dennis, andiamo con i messaggi, un'altra ondata di 4, così leggiamo e sentiamo anche le richieste dei nostri telespettatori che vogliono poi tra l'altro che sapere le risposte e speriamo di potergliele dare. Ritenete una violazione della privacy tutte le telecamere, i droni utilizzati per i controlli o no? Pensate che in un futuro controllato per sempre sia giusto? E questa è una bella domanda, poi vi daremo la risposta. Andiamo avanti con i messaggi. Al di là delle foto circolate siano vere o no, non sarebbe meglio per questo periodo sospendere tutti i mercati, anche i banchi del genere alimentari? E vabbè, dopo diventa problematico anche questo, presumo. Io credo che ci vuole anche il buon senso delle persone. Detto questo, bravi a TV7 e al nostro Zaia che sta gestendo la situazione con professionalità. Grazie a voi giornalisti che con grande coraggio ci aiutate e serve aiuto alle aziende con soldi direttamente in conto corrente per non morire. Noi seguiamo voi aiutate noi a riprenderci. Andrea Di Padova, grazie di questo messaggio, ovviamente ci dà stimolo e morale di continuare, soprattutto al nostro editore e direttore che è qui presente. Andiamo con il prossimo. Una domanda per il dottore in studio, ma quando finirà l'emergenza riapriranno i negozi? Come facciamo a sapere che non ci saranno nuovi casi e magari un nuovo picco? Non è che il virus scompare del tutto? Ha ragione anche questa domanda, risponderemo tutte ovviamente a queste domande perché anche da parte del sottoscritto credo che non terminerà domani questo virus, anzi dovremmo parlarne ancora per parecchio tempo, purtroppo questo è il mio pensiero, poi sarà più chiaro il dottore e gli ospiti che ho in studio. Allora abbiamo collegato, perché parliamo ancora di economia, che è l'altra davvero problema urgente che ovviamente Moaretto sicuramente ne è anche uno dei presenti che ne ha sicuramente necessità di chiarirlo, ed è un problema sicuramente che sarà una nuova pandemia, quello economico. Abbiamo Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, collegato, lo saluto, lo ringrazio della sua disponibilità. Buonasera. Adesso lo vedremo anche in video. Eccolo. Buonasera Carraro, grazie della sua disponibilità. E come va Carraro? Lei si è arrabbiato, ho visto moltissimo con le decisioni del governo, parlo la settimana scorsa. Com'è la posizione del Confindustria Veneto in riguardo? È un po' difficile parlare di economia, devo almeno fare una brevissima introduzione perché poi stiamo vivendo un momento molto complicato per l'economia, ma che parte da una crisi sanitaria senza precedenti in Italia e nel mondo. È un momento che abbiamo vissuto con estrema attenzione. Ci sono stati casi gravissimi. L'economia va male, lo sapevamo, prima c'era l'emergenza sanitaria che deve ancora finire, ora siamo di fronte, stiamo già vivendo un'emergenza di tipo economica, della quale i risvolti solo oggi immaginiamo. Secondo me stiamo anche un po' sottovalutando quello che potrà accadere. Oggi stanno uscendo delle analisi molto importanti e molto gravi. Quello che stiamo vedendo, stiamo misurando per il nostro paese, succede un po' in tutta Europa, un po' negli Stati Uniti, un po' tutto il mondo. Quindi siamo molto in apprensione, ci sono già moltissime aziende, di solito è abbastanza normale, le prime ad andare in crisi sono le più piccole, quelle che hanno meno liquidità, che hanno meno soldi, che riescono veramente a sopravvivere con difficoltà in questi momenti. Tante imprese ormai sono chiuse da qualche settimana, ma mano a mano sta prendendo le medie e le grandi dimensioni, cioè non è una crisi selettiva che prende alcuni settori, ma una crisi che prende tutte le aziende in Italia e tutte le aziende del mondo. Ora si parla, ci sono varie cure, varie analisi, però dobbiamo anche progressivamente vedere in modo anche un po' empirico come uscire da questo periodo. Bisogna uscirne in modo innovativo. Adesso noi stiamo puntando tanto sull'Europa, stiamo puntando tanto sul debito, che speriamo che poi con l'Europa di trovare un accordo.
però dobbiamo sapere e dobbiamo prendere con responsabilità questo debito, perché poi verrà pagato dai noi, ma più facilmente anche dai nostri figli, quindi ricostruire sì, ma con un criterio. Noi partivamo dall'Italia, che già a gennaio l'economia era molto tirata, si parlava di un PIL più 0,1, meno 0,1, così sarebbe un peccato veramente che non approfittassimo di questo triste momento per ricostruire anche un po' il nostro modello economico. Allora, Carraro, ho Alex Case che vuole intervenire, poi le chiedo anche dell'Europa, e c'è poi anche ovviamente Boaretto, che è il presidente degli albergatori, che vuole chiedere e vuole intervenire per il ragionamento. Alex Case. Allora, mi rivolgo direttamente al presidente Carraro per un appello. Noi come gruppo editoriale siamo colleghi confindustriali, noi della zonale ovviamente di Padova. Proprio stamattina parlavo con altri, anzi parlavo con i responsabili della zona qui, noi siamo Assindustria Veneto Centro, no? Quest'unione tra Padova e Treviso che è stata fatta da poco, e dicevo, ma non riusciamo per una volta almeno noi a metterci in squadra, fare veramente squadra tra noi confindustriali e fare la differenza? E mi spiego. Nel gruppo noi abbiamo un'azienda che si occupa di portare altre aziende verso le grandi piattaforme online, Amazon, tanto per fare un nome. Okay? Abbiamo messo a disposizione di qualunque azienda appartenente a Confindustria di portarla gratuitamente nella piattaforma Amazon, senza costi. Okay? Costo zero. Non riusciamo a trovare il modo per superare la burocrazia, che qualcuno non si offenda che noi ci siamo proposti, ma forse vorrebbe farlo qualcun altro. Allora possiamo almeno in questo momento, e qui un appello proprio al Presidente perché sblocchi questa situazione e faccia un appello di dire, cari colleghi confindustriali, possiamo condividere le esperienze e trovare un modo insieme per uscire da questa crisi? Quante aziende confindustriali hanno i magazzini pieni e potrebbero vendere solo online? Adesso l'online è esploso, però forza, la gente è a casa dove deve comprare. Allora io dico, abbiamo un'azienda, ma ce ne saranno altre sicuramente, ma tiriamole fuori. Quali aziende possono portare i prodotti sull'online? Fate un appello voi che ci conoscete, noi tra confindustriali ci conosciamo poco, voi ci conoscete tutti. Lanciate un appello di questo tipo. Sì, intanto lo faccio con molto piacere, perché sa anche la mia vicinanza al vostro mondo da trascorsi imprenditoriali che ho avuto. Nel dettaglio non conosco, comunque prendo nota. Ma anche devo dire che, a parte questa cosa che facevano qui, oggi siamo abbastanza uniti anche a livello regionale, stiamo lavorando molto anche nello studiare, nel determinare quelli che possono essere le nostre imprese. Stiamo lavorando anche già adesso, perché ci prospettiamo che tra qualche settimana ci potrebbe essere l'apertura, quale potrebbe essere un modello vincente per aprire le nostre aziende in sicurezza per i lavoratori e le famiglie dei lavoratori. Sullo specifico però ha ragione, secondo me si poteva fare di più. Così, ma una piccola idea che poi, ma no, come confindustriale, come cittadino non ho portato avanti, perché non ho mai capito perché i commercianti di Padova non si mettessero d'accordo e facessimo a livello della città un piccolo Amazon dove uno poteva andare nel proprio negozio a prendere i propri prodotti. Comunque su questo specifico, guardi, non le so, mi informo, ma mi sembra sicuramente un'idea e una proposta vincente. In questi momenti poi sono momenti di nervosismo, ci sono stati, ma è abbastanza normale anche tra le varie Confindustrie, qualche momento di incomprensione, ma le posso assicurare che a partire da Roma, dove è stato fatto un grandissimo lavoro dei nostri funzionari, della nostra governance a Roma, vi posso rassicurare, almeno ai nostri associati, che abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Non avremo accontentato tutti quanti perché c'erano troppe persone da accontentare, però le strutture hanno lavorato molto. Emanuele Boaretto, vicepresidente di Federalberghi, vuole fare delle domande a Carraro. Prego Emanuele.
Ma adesso una domanda che mi sento di fare è questa, no, al mondo confindustriale. Voi avete una potenza di fuoco che è molto rilevante, ma effettivamente il mondo, diciamo così, dell'industria forse ha risentito un po' meno del mondo del turismo, del comparto del turismo, che di per sé rappresenta il 13% del fatturato del PIL italiano. Come pensate di porvi come Confindustria nei confronti di un governo che deve dare una risposta anche al nostro mondo, che di fatto è vero che fa il 13% del PIL, ma il turismo in generale veicola una domanda di prodotti, una domanda di servizi che va ben al di là di quello che è il fatturato che può ricondursi al mondo esclusivo del turismo. Effettivamente siamo stati il comparto che da subito è stato chiuso, perché le presenze e le prenotazioni sono cessate il 22 e il 23 di febbraio, gli alberghi hanno di fatto chiuso, con una quantità di lavoratori che sono rimasti senza stipendio perché sono stati messi in cassa integrazione, che peraltro il nostro mondo, pur pagandola, non ha diritto. Adesso con questi decreti sembra che sia stato accordato anche a questo nostro mondo, a questi nostri lavoratori, una speranza di avere un aiuto, un reddito, ed effettivamente quando tutto questo sarà terminato, il mondo e il comparto del turismo sarà quello che faticherà di più a ritornare, almeno in parte, al lavoro che ha perso, diciamo, prima del coronavirus, che aveva prima del coronavirus. Come vi ponete voi con il governo sotto questo aspetto? Allora, guardi, quella del turismo è una vera tragedia. Confindustria lo rappresenta solo in parte, però abbiamo una fetta anche abbastanza importante nel settore. In Veneto ricordo che il turismo ha sviluppato nel 2019 70 milioni di presenze e 19 miliardi di fatturato. Questo vuol dire tantissime famiglie che da Venezia fino a Verona sono coinvolte. È il settore che è entrato prima in crisi e probabilmente ne uscirà per ultimo. E ristabilire quei flussi che avevamo sviluppato in tanti anni di buone pratiche non sarà automatico. Dobbiamo essere consci che quando finisce l'epidemia in Italia intanto non finirà negli altri paesi, vedi negli Stati Uniti, sarà molto più lunga. Molti albergatori già pensano di non aprire gli alberghi per quest'estate e vediamo come va avanti l'epidemia. Non è detto che quest'estate potremo anche noi andare nelle nostre spiagge, ovvero potremo andare ma non come eravamo abituati. Per fortuna sono intervenuti questi ammortizzatori sociali perché era un settore particolarmente esposto, ma è una vera tragedia. Conosco anche personalmente albergatori di Abano dove non hanno un calo di riduzione del 20, 30, 40, 50, 80%, ma del 100%, quindi vuol dire alberghi chiusi, e lì bisogna lavorare bene. Si lavorerà anche qui come gli altri settori per farli riprendere. Questi in particolare c'è bisogno di circolante perché si sono bruciate in questo tempo tutte quante le casse, quindi c'è bisogno di riavviare il motore del turismo. È inutile che ci raccontiamo le barzellette, sarà lunga e difficile. Ecco, senta. Ci sarà meno propensione a viaggiare nei prossimi mesi, nel prossimo anno. Io ricordo sempre l'aeroporto di Venezia, che era il terzo aeroporto d'Italia, in questi giorni ha un volo al giorno con Roma e 2, 3, 4, un po' di più voli cargo. In effetti... E lì si farà attraverso quegli ammortizzatori ma però attraverso un flusso di finanziamenti, un flusso di
di cassa per riavviare questo tipo di attività. Magari, lo dico e mi concludo, potremo anche ripensare, penso a Venezia, potremmo anche ripensare a un modello diverso di turismo dove a parità di introiti magari riusciamo a fare meno danni a quella città così cara a tutti. Ecco, senta Carraro, proprio lei stava dicendo dei voli, proprio oggi è uscita la notizia che in Europa l'88% di aerei non volano più, cioè addirittura ce ne sono davvero pochissimi, cioè su 112 volano 88 sono fermi. Detto questo, in concludere questa telefonata con lei e ringraziandola, cosa pensa dell'Europa? L'Europa secondo lei ci sta dando una mano oppure no? Perché voglio sentire la sua risposta, poi voglio farle sentire cosa ha detto Cottarelli oggi, così magari a conclusione del suo ragionamento può trarne anche le sue precisazioni in merito. Allora, oggi non ci ha dato una mano, ci ha trattato molto male. Secondo me ha fatto bene il Presidente Conte e il Governo a battere i pugni e a tenere duro. È anche vero che tanto noi abbiamo bisogno dell'Europa, tanto l'Europa ha bisogno di una nazione così grande e importante come l'Italia, perché alimenta filiere dell'automotive, abbiamo un sacco di export, quindi interesse primario anche per la Germania di mantenere vive e floride le nostre imprese. Non ho la sfera di cristallo, mi auguro soltanto che ci sia un senso di responsabilità. È stata magistrale l'uscita dell'ex presidente della BCE, così, che ha riportato un po' l'attenzione su questi problemi. Ci hanno promesso 10 giorni di tempo, 15 giorni di tempo, alla fine secondo me riusciremo a trovare una soluzione buona per l'Italia. Ma ricordatevi quello che ho detto all'inizio: ci danno del debito che pagheranno i nostri figli, spendiamolo bene. Stia attento Enrico Carraro, le faccio sentire cosa ha detto Cottarelli, poi mi dica se è tutto corretto quello che dice Cottarelli, mi dia un suo giudizio. Sentiamo l'intervista a Cottarelli. Buongiorno, si discute molto in Italia in questi giorni del fatto che non sia stato trovato un accordo per l'emissione di Eurobond. Io credo che sarebbe molto utile avere Eurobond in questo momento in Italia, però non dimentichiamoci che le istituzioni europee, in particolare in questo momento la Banca Centrale Europea, stanno aiutando l'Italia in modo massiccio. La Banca Centrale Europea, con le sue operazioni di quantitative easing rafforzate di recente, si è impegnata a comprare quest'anno circa 220 miliardi di titoli di Stato italiani, che è una cifra enorme, corrisponde al 12% del PIL. È importante questo, e questi sono soldi che lo Stato italiano può utilizzare direttamente per finanziare il proprio deficit. Questo intervento è molto importante di per sé, l'acquisto di titoli di Stato, ma poi è importante perché ha calmierato i tassi di interesse che paga lo Stato italiano quando prende a prestito anche da altri investitori, dal mercato finanziario. Quindi questa operazione è estremamente importante. È incredibile che sia stata, che non appaia sufficientemente nelle discussioni, e che invece l'immagine che si vuole far passare adesso è quella di un'Europa che non aiuta l'Italia. 220 miliardi. Io vorrei vedere chi potrebbe prestarci questi soldi, chi potrebbe investire in titoli di Stato italiani per queste dimensioni se non ci fosse l'Europa, se noi fossimo fuori dall'Europa. Fra l'altro la Banca Centrale Europea ha anche chiarito che questo è un importo che potrebbe essere in futuro aumentato se è necessario. Trovo davvero incredibile che si possa pensare che l'Italia in questo momento così difficile starebbe meglio fuori dall'Europa. È un momento difficile, abbiamo bisogno della solidarietà europea che al momento viene attraverso questi massicci acquisti di titoli di Stato italiani che servono a finanziare la spesa pubblica italiana. Spero ci siano anche gli Eurobond, però insomma dobbiamo lavorare insieme all'Europa piuttosto che sollevare polemiche inutili. Cosa ne pensa Enrico Carraro di quello che dice l'economista Cottarelli?
È un po' difficile ribattere a Cottarelli, è una persona così di un certo calibro, di una certa intelligenza, ha ragione su questo, è importantissimo e strategico per noi tenere lo spread basso perché di pochi punti saremo costretti a pagare molto di più di interessi, ma la gente vuole vedere i soldi e questi qui sono soldi che la gente pensa e vede virtuale, c'è bisogno che i soldi arrivino nelle nostre aziende. C'è bisogno di un grande lavoro delle banche e bisogna che alcuni regolamenti che erano stati fatti per le banche negli anni vengano rivisti, vengano tolti, vengano modificati perché oggi è anche vero che per alcune banche è difficile poi far scendere alle imprese i soldi e bisogna trovare un meccanismo molto veloce perché quello che si parla a livello europeo e poi arrivi nelle nostre tasche, nelle tasche dei imprenditori anche più piccoli, se no c'è questo distacco nei confronti dell'Europa che sarà sempre più incolmabile e su questo qui secondo me l'Europa non può perdere l'Italia e l'Italia non può perdere l'Europa. Spero che poi si venga a miti consigli, la Germania forse un po' ha capito, speriamo un po' che ce l'ha. Beh, la Francia almeno è con noi, via. Alex Casen. Sì, la Francia è con noi oggi, domani non si sa, perché cambiano idea con il vento e di vento in questi giorni ce n'è tanto. Manca, io credo, da questo governo un ragionamento di fondo. Le manovre fatte all'italiana, perché purtroppo c'è questo modo di dire che si è consolidato negli anni, okay, nell'ultimo secolo, di quelle cose che vengono fatte un po' alla metà. Okay? In questo momento non serve a nulla fare una mezza manovra. Si deve stabilire che ci sarà un anno di buco. Quant'è il PIL italiano? Quello è l'investimento che deve essere fatto. Se facciamo mezzo investimento, i 200 miliardi che dice Cottarelli non bastano. Ci troveremo, oltre alle aziende che continuano a essere in crisi, anche col debito da pagare. Non servirà a nulla, quindi o si fa un piano di investimento e deve essere lo Stato che lo fa, tale per cui si supera questo problema, si supera questo periodo e le aziende sopravvivono e ne rinascono più forti di prima, allora avremo la forza di superare e pagare quel debito. Altrimenti avremo semplicemente caricato sulle spalle dei cittadini italiani anche un debito e senza più aziende che mantengano gli stipendi. Dove andiamo? Bisogna dare una svolta vera. L'America ha stanziato 2.000 miliardi e ci ha messo 10 minuti a deciderlo. Noi non possiamo fare la manovra da 25 miliardi e pensare che questa sì perché poi dopo la aumentiamo. Ma cosa la aumentiamo? Diamo l'out-out all'Europa 10 giorni, altrimenti facciamo da soli. No, signori, non funziona così. Facciamo da soli. Se l'Europa fra 10 giorni è con noi, paga l'Europa, benissimo, ma altrimenti abbiamo fatto, è fine mese, le aziende come li pagano gli stipendi? Con quella miseria di cassa integrazione che hanno promosso, dove abbiamo già visto che molte aziende non possono neanche accedervi, a cominciare dall'azienda che vi sta trasmettendo questa sera. Noi non possiamo fare cassa integrazione, gli albergatori non possono fare cassa integrazione, i professionisti non possono fare cassa integrazione e questi devono poter mangiare. Ci danno 400 milioni di euro per pagare la spesa a chi ha bisogno, ma qualcuno ha fatto i conti di quanti soldi sono pro capite per famiglia? È una presa in giro, sono più i costi delle telefonate da non gestirsi questi poveri sindaci per aver avuto questa notizia, la gente li chiama e dice adesso dove vado a ritirare il buono per la spesa, non lo sanno. Avete provato ad andare in banca a dire sospendiamo il mutuo, le banche ti rispondono non abbiamo ricevuto direttive, bisogna fare cose concrete, ha ragione Carraro, facciamo arrivare i soldi nelle aziende, le aziende pagano gli stipendi e l'economia va avanti. Passato questo periodo saremo più forti di prima, abbiamo un vantaggio strategico, ci è capitato prima degli altri. Beh, d'altra parte questa cosa è stata fatta, ad esempio, la Svizzera ha versato... Scusi Boreto, sentiamo Carraro perché poi devo chiudere il collegamento perché ne abbiamo tantissimi. Enrico Carraro vuole concludere il ragionamento? Sì, lo concludo e vi saluto. Bello quello che ha fatto gli Stati Uniti e la Germania, ma noi siamo un grande piccolo paese. Guardiamo le manovre che hanno fatto negli altri stati, adesso sentivo parlare
della Svizzera, ma sono paesi con dinamiche diverse, con ricchezze diverse. Noi avevamo così risalito un po' la china dalla crisi del 2009, che era stata pesantissima, e vi ricordate anche a seguito di quella crisi cosa è successo qui da noi. Non ci possiamo permettere onestamente di fare queste manovre da noi, da soli, sono degli slogan. Abbiamo uno stock di debito pubblico che riusciamo a gestire soltanto all'interno del contesto europeo. Quindi sì, sono arrabbiato, siamo tutti quanti arrabbiati, ma dobbiamo anche vedere realmente quello che siamo e quello che riusciamo a fare. La settimana scorsa, il primo decreto, quello che spostava di 3 giorni, che giustamente tutti si sono arrabbiati, che spostava di 3 giorni i versamenti contributivi da parte delle aziende. Il problema è che c'era un problema di circolante e non si poteva andare oltre. C'era un problema che fine mese vanno pagati gli stipendi della polizia, dei militari, dei medici, e non ci sono soldi in cassa. Oggi l'INPS, con quello che ha, può pagare le pensioni e può pagare la cassa integrazione. Ma mi scusi, Carraro, 30 giorni, quindi dobbiamo fare questo all'interno di un contesto europeo che ci può proteggere. Enrico Carraro, la butto lì. Allora, io credo che ci voglia anche un po' di coraggio nella vita, e allora le faccio la domanda, è una provocazione la mia. Domani mattina l'Italia, visto che l'Europa non dà un contributo, non dà una mano, va da Trump e gli dice: senti caro Trump, ti vendo il 5G, mi dai 500 miliardi di dollari e sistemiamo tutto il debito qui in Italia e diamo soldi a tutti. È una cavolata quella che sto dicendo, Enrico Carraro, o potrebbe succedere anche questo? Lei è molto più bravo a parlare di calcio che non di economia. No? È vero, è vero. Scherzo. E questo è uno scherzo, poi posso permettermi che ci conosciamo da tanto. Certo. No, non ci dobbiamo svendere agli stranieri. Noi siamo una nazione così, con un certo prestigio, con una certa forza all'interno di un contesto europeo. Dobbiamo batterci in quella che è la nostra casa, che è una casa difficile, che è una casa un po' stretta, però che è anche la stessa casa che bene o male ci ha portato fuori dalla crisi del 2009. Con questo vi saluto e vi abbraccio. Grazie Enrico Carraro della sua disponibilità. Saluto a tutti. Voleva dire Boaretto che l'avevo interrotta prima di concludere con... No, ci vuole mica, mi permetto un po' anche di dissentire da quello che ha detto Carraro, perché è vero che noi siamo un altro paese, siamo un grande paese ma piccolo paese, ma quando si fanno gli esempi che la Svizzera versa il 10% del fatturato direttamente sul conto delle aziende, quando in Germania, la Germania mette a disposizione 50 miliardi per le piccole e le medie imprese e le dà questi soldi direttamente alle aziende, visto che prima parlava di buone pratiche, questo è anche uno stimolo per chi ci sta amministrando, per chi ci governa, perché se siamo in questa situazione è colpa nostra, ma è colpa di tutti gli italiani, ma noi dobbiamo copiare o tendere a una cosa migliore, non a una cosa peggiore e piangerci addosso, perché se loro funzionano e non hanno il 135-136% di debito pubblico sul PIL come ce l'abbiamo noi, ci sarà un motivo. Certo. E allora non è che noi ci dobbiamo arrabbiare con i tedeschi, ci dobbiamo arrabbiare sulle nostre cose. Nella provocazione che ho fatto a Carraro, Boaretto, di andare dall'America, e se l'Europa non ti dà una mano, io ho sentito poi da altri presidenti di Confindustria, non del Veneto, che hanno questo pensiero, e che poi mercoledì lo approfondiremo perché non è poi così tanto campato per aria come si dice. Andiamo ai pubblicità, rimanete con noi tra poco.